Rieccoci, il Sindaco risponde all'appuntamento di tutti i martedì dalle ore 19:30 alle ore 20:30. Nelle prossime settimane, ovviamente per via delle vacanze natalizie, per via di certi eventi, il Sindaco potrebbe mancare qualche martedì, però poi riprenderemo ovviamente questo appuntamento fisso con i nostri cittadini, con i nostri telespettatori. I numeri li avete visto, ve li ricordo ancora per mandare i messaggi, ormai li avete imparati, ci sono molte telefonate, molti messaggi, molte email, eccoli qui, 049 80 777 53 per le telefonate, 345 33 411 71 per i messaggi. Il Sindaco risponde @gruppo-tv7.com per l'email durante la settimana, e ne arrivano moltissime, e vi ricordo tra l'altro che siamo in diretta sulla pagina Facebook. Elisabetta, ci sono messaggi, cosa abbiamo? Chiedo alla regia, altrimenti vado con altre domande al Sindaco. Allora vado a domande al Sindaco finché le preparo. Allora, questa mattina c'è stato il 153esimo anno della fondazione del Corpo di Polizia, è stato celebrato il San Gaetano, tutto bello, molto bello, abbiamo visto le immagini nel nostro telegiornale di informazione delle 19 e anche nella replica delle 20:30. Io sono molto orgoglioso del corpo della polizia locale, perché stanno andando veramente in massimo, anche in questa situazione difficilissima, parlo del Covid, non si sono tirati indietro. È il primo anello che ci unisce ai cittadini, per cui qualsiasi cosa, stiamo vedendo le immagini, qualsiasi cosa loro sono pronti a rispondere. Non è loro facile per loro, assolutamente, però devo dire che stiamo comportando benissimo, ma veramente molto bene. Loro operano sia quanto riguarda l'aspetto sociale, sicurezza, incendi stradali, hanno una platea di utilizzo veramente straordinaria. Si danno da fare moltissimo, devo fare i complimenti al comandante Fontolan, a tutti quanti loro, perché anche in occasioni difficili come questa, ma anche devo dire bravo all'assessore Diego Bonavia, si danno da fare veramente in maniera importante per la nostra comunità, per la nostra sicurezza e per tutto quanto quello che riguarda. Bene, qualche multa in più ai monopattini che sono in due, che salgono. Guardate bene che le multe, voi non vedete, le multe vengono date, ma vengono date ai monopattini. Ma monopattini, biciclette quando non vanno sotto i porti. Se magari ci fate dare il dato di quante multe monopattini non c'è problema, assolutamente, vengono sanzionati. C'è una telefonata, sentiamo che abbiamo. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Dalla Guizza, Laura. Laura Guizza, mi sembra di aver capito. Buonasera signor Sindaco. Buonasera. Volevo fare una domanda. Giorni fa, siccome io sono inferma e ho bisogno di fare tante visite per le mie malattie, ho visto tante biciclette e monopattini abbandonati lungo le siepi e ho chiesto al tassista: ma cosa sono tutte quelle cose? Biciclette di tutti i colori, via di sé. Dice, sono quelle del comune. Ma le sembra giusto spendere questi soldi per queste biciclette e questi monopattini che non sono altro che un pericolo enorme? Quando ci sono altre cose più essenziali, come assistenza ai ammalati, assistenza agli anziani e via di seguito, che non c'è nessuna possibilità di averli. Grazie signore. È la mia osservazione, mi scusi, sa. Il Sindaco risponde. Signora, non sono del comune, sono delle aziende private, non sono di nostra proprietà. Sono cosiddette monopattini, biciclette servo assistite a flusso libero, cioè sono aziende private che affittano a terzi, di solito sono ragazzi ma anche non ragazzi, che lo usano in maniera per piccoli spostamenti. Ma dov'è il guadagno di queste aziende che investono e mettono queste biciclette e questi monopattini? Perché fanno pagare per l'uso. Ah, sono loro che fanno pagare? Certamente no, l'amministratore comunale. Ma la signora diceva un'altra cosa, diceva che queste biciclette, questi monopattini vengono... No, la signora ha detto non è giusto investire in queste cose, non sono investimenti nostri, sono investimenti privati, però che dopo devono lasciare in ordine le biciclette, i monopattini, questa è una cosa diversa. Perché lasciamolo in disordine, per questo l'ha detto lei. Sì, più che altro c'è stato un investimento di risorse pubbliche, che non è vero, non è stato investito nemmeno un euro, in tutte le città sono biciclette e monopattini, servizio pubblico, che vengono affittati dalle persone in base all'utilizzo, fanno 1 chilometro, 10 km, quello che è. No, l'unica sì, però nella premessa del ragionamento lei dice, però nel vederle, perché anch'io l'ho vista, le vede anche lei, a comportarsi in maniera corretta, perché la gente è maleducata. Ecco. Questo va in base all'educazione e al rispetto sempre della gente, però
c'è stato inizialmente, specie con i monopattini, veramente posizionati dappertutto. Devo dire che adesso sono diventati più responsabili, più educati. Ecco, poi il termine della telefonata diceva perché noi anziani che abbiamo dei problemi fisici non abbiamo un'assistenza da parte dell'amministrazione comunale come dovremmo averla. Può rispondere anche a questa? Diciamo che il nostro investimento nel sociale è molto importante. Adesso non so, signora, ho usato la parola taxi. C'è il bonus taxi che sta avendo un grosso successo per persone anziane che hanno disabilità o qualsiasi persona che ha necessità di utilizzare il taxi. Il bonus taxi veramente è iperutilizzato. Se il taxista glielo dice. Cosa? Se il taxista glielo dice. Perché poi sanno, si prenotano nel sociale, si prenotano nel sociale, lo sanno perfettamente, si prenotano tramite l'app del sociale, sanno già quando possono, devono andare. Perfetto. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto, buonasera. Mi chiamo Maria, sono dalla provincia di Padova. Avevo una domanda. Allora, io il sabato 13 di novembre passavo per Padova, zona Stanga, via Venezia, tardo pomeriggio, e ho visto che era appena terminata una manifestazione nel Parco Europa. E sono rimasta un attimo stupita dal fatto che il parco comunque non fosse illuminato nonostante fosse pieno di gente, e anche l'unica via di uscita per le persone fosse un piccolo cancelletto, diciamo, pedonale, mentre il cancello grande era bloccato da un'auto della polizia, e comunque il parco era pieno di gente. Quindi mi chiedo se fossero rispettate le misure di sicurezza dovute a un evento con tante persone presenti. Mi permetto, signora, posso farle una domanda? Lei sì. è passata o era all'interno del parco? Io sono passata in auto davanti, però ho visto che c'era. Lei non ha partecipato a quella riunione, definiamola, giusto? Non so neanche l'argomento. Cioè... No, perfetto, era solo un'informazione che volevo chiederla. Era una manifestazione no Green Pass, certo. No Green Pass. Grazie della telefonata, prego signora. Viene autorizzata dalla questura e controllata dalla questura, per cui in sicurezza totale. Perfetto, andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera, con Gianfranco dalla Mandria, il quartiere Mandria. Prego Gianfranco. Ecco, io vorrei segnalare, perché non ho ancora visto finora, che siano gli addetti per la pulizia delle calditoie sotto i passi, specialmente di via Chioggia e via Carasi. Sotto i passaggi con non sono tutto stati quel puliti. tempo che adesso andiamo avanti verso l'inverno, le piogge, sarebbe bello farlo. Tempo. Mi scusi un attimo, perché il sindaco non ha... I sottopassi, quelli di via Chioggia e quelle laterali, che sono molto ripidi, non sono puliti sotto, e dici, se visto il tempo che sta arrivando brutto, se piove, ci sono le pompe che aspirano l'acqua. Certo. Ecco, quelle là finora non ho ancora visto gli addetti, che almeno una volta all'anno, specialmente in questo periodo, dovrebbero farlo. Allora, siccome che ci siamo già stati in pericolo parecchie volte, sarebbe bello rifare la pulizia di queste calditoie. E un'altra cosa volevo sottolineare: io confino con un territorio, una striscia di terra alla ferrovia, è la mia proprietà, che è parco alberi comunale, no? La spalciatura dell'erba viene fatta, sì, per carità. Però c'è un fosso bello grande che fa da confine, la parte mia me lo pulisco io, però la parte che è verso il comune non viene pulita come sulla sponda, voglio dire. Qual è la via? Via Chioggia. Ci può dire anche il numero più o meno per capire la zona, insomma? Via Chioggia 7, confina col 7. Perfetto. Ecco, io ho già parlato con la ditta che viene, no? Però hanno detto che loro non hanno quel mezzo. Perfetto. Quel mezzo, probabilmente nei contratti non viene stabilito quel mezzo, quel braccio che servirebbe per pulire la parte in dotazione comunale, diciamo. Perfetto, è stato molto chiaro. Sindaco, se vuole rispondere per i sottopassi e poi per lo sfalcio dell'erba. Le caditoie vengono pulite in continuazione. Adesso
Mandria è una zona anche delicata sotto l'aspetto delle acque, per cui verifico, però vengono pulite in continuazione proprio per evitare problemi. Via Chioggia, dove c'è il sottopasso, per quanto riguarda l'asfalto, mi interessano in questo. Ho detto al telespettatore che viene pulito, ma non in fosso, so capito bene. No, viene pulito dalla parte sua, sì, dalla parte del comune, dalla parte sua se lo pulisce lui. Il fosso, sì. Mi informo. Okay. Andiamolo, visto che siamo quasi in chiusura, a leggere i 4 messaggi, Elisabetta, se facciamo a tempo, e il sindaco risponderà rapidamente. Andiamo con il primo. Meno male che un sindaco è a disposizione dei cittadini, è un buon esempio, quindi un complimento per il sindaco Giordani. Grazie, una volta tanto. Una volta tanto ha detto. I passaggi per la raccolta porta a porta sono stati raddoppiati all'Arcella Est rispetto alla zona Ovest per cercare di rimediare ai vari disagi per i cittadini. Le due realtà simili verranno adesso gestite nello stesso modo? Perché l'assessore Chiara Gallani non risponde mai ai cittadini? La Chiara Gallani è al centro delle attenzioni, sindaco, perché ha un settore difficile, obiettivamente, molto difficile, vuol dire rifiuti, vuol dire sfalci, erba e via dicendo. Allora, io penso che la Chiara Gallani stia lavorando bene. Perché siamo raddoppiato certi passaggi? Perché il porta a porta funziona bene la cella, ha un 72-73% di gradimento. Abbiamo trovato dei problemi, sono i condomini vecchi, più che altro non hanno spazi adeguati a mettere i cassonetti. Di conseguenza, per cercare di evitare i problemi ai cittadini, abbiamo, su una parte della cella abbiamo raddoppiato i passaggi in modo tale da diminuire i cassonetti e i disagi. Mentre per quanto riguarda la cella dove sono condomini piccoli piuttosto che residenze o abitazioni, non ci sono problemi, per cui ma continuiamo con un sistema tradizionale. Chiaramente vi dico una cosa, quando aumentiamo i servizi aumentano i costi purtroppo, per cui noi stiamo utilizzando i soldi pubblici, non è che stiamo utilizzando soldi di qualche altro. Dopo c'è la lamentela che costa troppo l'asporto immondizia. Noi cerchiamo di ottemperare al massimo, che funzioni tutto bene. Qualcosa non riusciamo, si può fare sicuramente meglio di più, però oggi la cella sono soddisfatti, siamo intervenuti con il raddoppio del prelievo proprio per evitare problemi. Non si può, si può tutto, basta pagare. Certo, sindaco, abbiamo gli ultimi 2 messaggi, se riusciamo ad accontentare i nostri telespettatori sarebbe cosa gradita. Chiedo rapidità a Elisabetta e anche al sindaco nelle risposte. Ex CONI, non le sembra che la proposta dell'assessore Colasio di farne una grande mediateca nasca già vecchia in epoca 5G, un po' come fare la rivoluzione industriale con la ferrovia? I soldi del PNRR e del rimborso per il Fondo di solidarietà dello Stato non devono essere sprecati. Non sono soldi del PNRR, primo, sono stanziamenti pubblici, questo sì, sono 2 cose diverse. Intanto era importante portare a casa il finanziamento di 15 milioni, vuol dire che sistemiamo Piazza Azzurri d'Italia con Figliacchi, la parte storica, la parte che è sulla via, la palazzina ex CONI, veramente sistemiamo tantissime cose. Come amministrazione abbiamo acquistato l'ex area Valli, per cui è stato appena concesso finanziamento in questi giorni proprio. Sarà sistemata velocemente, dopo le definizioni sarà biblioteca, sarà qualcos'altro, questo non è un problema. A tutti assieme con il quartiere, troviamo la risposta, però l'importante è sistemare CONI, sistemare tutto quanto quella parte della cella che è prioritaria. Ultimo messaggio, Elisabetta. Volevo chiedere al sindaco se si era interessato tramite l'assessorato competente della sistemazione della via dove abito, via Eugenio Ruspoli, zona Porto Trento. Avevo già chiesto attraverso un messaggio il 2 novembre senza avere nessun riscontro. Potete dare al sindaco il mio contatto per essere ricontattato? Grazie, mi ricordo perfettamente che il segreteria mi ha detto che non risponde nessuno. Per cui forse abbiamo scritto il numero sbagliato. Per cui ben venga il numero, perché ho chiamato più volte, non io, segreteria, e non risponde nessuno, forse abbiamo sbagliato il numero. Ben venga, rispondiamo velocemente. La telefonata, se è rapida, la passiamo. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove?
Pronto? Badi Edoardo. Da dove chiama Edoardo? Da Caselle di Silvazzano. Caselle di Silvazzano, che è in provincia di Padova, allora provincia di è praticamente sotto Silvazzano, però prego, rapida la domanda. Niente, volevo informare, da Ponte di Tencarola, andando avanti di 30 metri sulla destra, si costeggia la canaletta, quella di Brusegana, no? Si costeggia la canaletta che esce fuori, cioè, sull'incrocio proprio, che a sinistra c'è via Pelosa e a destra si va verso l'Interspar. E la canaletta, il tratto stradale della canaletta è tutta piena di buche, è una roba impossibile. Cioè la canaletta, la strada, la dice, strada? l'argine? La strada? Non dell'argine, è una canaletta, quella che costeggia praticamente... Ma nella canaletta c'è l'acqua, come si fa a costeggiare? Come le buche? Sì, c'è acqua nella canaletta. Ecco, ma dove ci sono le buche allora? Dunque, dalla parte della canaletta c'è il guardarai, a parte destra, venendo da Brusegana, c'è solo tutto il tratto stradale rotto praticamente. La parte stradale. L'altro stradale, La parte ok. destra è quella che guarda il fiume Brentelle. Perfetto, sì, adesso abbiamo capito. Adesso ho capito, grazie signor, provvediamo. Va bene, provvederà il sindaco a sistemare questa situazione. A cercare di sistemare, non faccio promesse. Senta, in chiusura c'è una cosa invece le chiedo io. Piazzale Moschetti, com'è la situazione? Perché doveva essere pronto un po' in tempi... Ah, vero, ho fatto il ponte del Massanello si ricorda ho fatto che una lì... figuraccia pazzesca, perché mi ero convinto nei miei tempi sono sempre diversi dalla realtà. Abbiamo trovato tanti problemi e anche adesso mancano ricambi materiali. Sono arrivati i primi bilici per mettere il capping, penso saremo a marzo. Marzo. Io spero a marzo. Se va bene. Ecco. Perché? Perché vi garantisco che io avevo detto a luglio, avevo detto a luglio. Io mi illudo sempre che i tempi siano rapidi, non solo rapidi, assolutamente. Certo. Qua c'è stato parecchi problemi sotto l'aspetto ambientale. Le spiego perché ho fatto questa domanda, perché sono passato proprio ieri sera nei giardini dell'Arena, che sono straordinari, bellissimi. Ed davvero sarebbe stato un Natale straordinario, stupendo, se fosse stato pronto che in Piazzale Moschetti. Sarà il prossimo Natale, questo sono abbastanza sicuro. No, questo abbastanza sicuro. Però ho fatto il punto di sezione da pochissimo con chi sta lavorando. Se avete visto, già le sponde sono state sistemate, abbiamo trovato dei problemi, terreno sabbioso per cui scivola verso il piove. Perfetto, va bene, allora il prossimo Natale avremo... ci prendiamo la larga, marzo mi hanno detto. No, io dico un po' di più, però spero almeno per che sia seminato e ci vorrà ancora di più. Va bene, allora dobbiamo chiudere, chiedo alla regia perché non mi ha segnato la chiusura e quindi non so, saluto, mi ha fatto con la mano così. Va bene, siamo in chiusura perché abbiamo sforato nel tempo, grazie Sindaco. Grazie a voi, grazie a tutte le segnalazioni. Io cerco di fare il massimo, amministrazione comunale, vi garantisco che non è facile, però ci impegniamo a fare il massimo con passione. Si può fare meglio, come dico sempre, sicuramente, però tutte queste segnalazioni sono importanti perché vuol dire è il vostro diritto chiedere, è il nostro dovere risolvere il problema. Perfetto, è stato molto chiaro, grazie Sindaco, e ovviamente vi do l'appuntamento con l'informazione di TV7, tra poco ci sarà il nostro telegiornale e con la programmazione della nostra emittente. Buona serata.